Allora, rieccoci qua. Ti avevo tolto la parola un po' a Moschini su questa questione perché c'è tanta confusione veramente. Allora io cerco di mettermi anche nei panni dei telespettatori che stanno ascoltando questo dibattito. Credo che lo sconcerto sia piuttosto grande perché hanno visto fare una carrellata di una serie di problematiche che tocca loro direttamente nelle tasche e soprattutto nella loro vita quotidiana. Che i vari governi che si sono succeduti da Monti a oggi avessero aumentato in maniera considerevole le imposte, questo l'abbiamo capito in maniera molto evidente e molto chiara a tutti. Lo sconcerto più grosso è che effettivamente il debito pubblico aumenta, le tasse aumentano, ma non diminuisce la spesa pubblica. Quindi non diminuendo la spesa pubblica vuol dire che qualcuno non ci sta mettendo mano in maniera concreta e fattiva soprattutto. Quindi questo è lo sconcerto più grande che credo il cittadino, e mi metto nei panni del cittadino perché lo sono, e parlerò poi magari in termini più tecnici e magari più diplomatici se vogliamo da questo punto di vista. E quindi lo sconcerto è totale perché non riesco a capire effettivamente se andando a votare riesco a mutare questa situazione o non riesco. E lo sconcerto aumenta ancora di più quando vediamo poi le scissioni in casa di Lega, le diatribe in casa PD, le diatribe nel centrodestra, la notizia di stamattina Sacconi fa l'accordo con Tosi, cioè non si capisce, ma veramente non si capisce più nulla. Quindi il cittadino a questo punto dice ma cosa devo fare io? Più di andare a votare ed esprimere una preferenza se posso, perché in queste elezioni regionali questa preferenza si potrà fare finalmente ringraziando Dio. Cosa posso fare oltre? Ancora, esatto, diciamo pure ancora. Quindi cosa posso fare di più io, cittadino, per cambiare questa situazione? A chi mi devo votare? E quindi devo cominciare a guardare per aria sempre più in alto, guardando nel cielo, o posso cominciare a guardare anche qui per terra sperando che questi amministratori si mettano davvero la mano sulla coscienza e comincino a lavorare in maniera seria per il territorio, per la gente, le famiglie e soprattutto le piccole e medie imprese che sono la nostra spina dorsale, soprattutto come Regione Veneto. Mi faccio forte dell'esperienza che ho vissuto e maturato nel mondo balcanico, dove la grande Jugoslavia si è smembrata e da essa sono nate una serie di stati che oggi lavorano in maniera autonoma e indipendente con delle sovranità monetarie oltretutto, quindi in un certo tipo di trasparenza. Io posso dire che la Bosnia-Herzegovina oggi ha una tassazione per quanto riguarda il cittadino del 10% e un'imposta IVA del 17%, con una moneta propria che si chiama marco convertibile. C'è chi trasale qui. Ecco, detto questo, la Bosnia è un paese povero, lo sappiamo, perché ha poco meno di 4 milioni di abitanti, quasi metà dei quali lavorano all'estero, ma la Bosnia in questo momento sta tentando di creare i presupposti e quindi sta rilanciando il settore economico-industriale per fare in modo che i loro cittadini rientrino in patria portando tutta una serie di conoscenze e di formazione acquisita in giro per il mondo, in giro per l'Europa in particolare, portando a casa quindi una professionalità che possa dal loro modo di rilanciare. Quindi lei dice è una soluzione attuata che ha dato dei risultati, che sta dando dei risultati. Sta dando dei risultati. Che nell'insieme io non posso pensare che abbiamo una Costituzione italiana che va vista e osservata e letta in un certo modo, in maniera cosciente soprattutto, ma dobbiamo anche dobbiamo fare in modo che qualcuno legga questo malcontento generale, che non è un malcontento perché sono le chiacchiere del bar. Qui stiamo parlando di numeri seri, veri, concreti, che vengono forniti dallo Stato centrale, non vengono forniti dalla Regione Veneto, capito? Quindi il problema grossissimo è che, facciamo l'esempio di prima si parlava della casa, Angela Merkel rimprovera all'Italia tutta una serie di fatti dicendo ma voi avete il risparmio più alto d'Europa, avete la patrimonializzazione familiare più alta d'Europa e siete quelli che state dando problemi quasi più grandi in tutta Europa. Quindi qual è? Dove sta il Busillis? Il Busillis sta sempre dove? Nell'amministrazione. Quindi manca il buon padre di famiglia che si occupi con serietà della nostra amministrazione, quindi delle tasse che vengono raccolte. Ecco, adesso qua c'è un altro, dopo continuiamo questo discorso perché voglio dare la parola anche agli altri. Emerge anche un altro problema, sempre facendo assunto di tutti i messaggi che sono arrivati, purtroppo delle notizie di cronaca, perché di chi fidarsi, e qui un po' mi rivolgo a tutti perché c'è il problema della fiducia.
fin troppa corruzione è penetrata nei gangli della politica e arrivano notizie, vabbè, il report della Guardia di Finanza è sconcertante, ma poi abbiamo indagini a tutti i livelli. Questo è un altro fattore importante. Sono arrivati anche oggi i messaggi, se abbiamo un candidato per Venezia, esiste il candidato perché c'è Venezia. Un terzo degli appalti che è illegale, un terzo degli appalti pubblici. Posso permettermi, il signor Salvini ha fatto un reportage, ha intervistato 2 ragazzine rom che dicevano che prendevano 1.000 euro al giorno e quindi puntava il dito contro questi ladri che dobbiamo buttare fuori dall'Italia, ma questi ladri ci sono nei paesi balcanici, ci sono in Germania, ci sono in Francia, ci sono in Italia. Fatto sta che però il signor Salvini deve guardare con maggiore attenzione che la schiera più ampia di ladri ce l'abbiamo proprio nell'amministrazione, quindi è meglio che cominciamo a lasciare i problemi marginali da populismo e da voto, che li lasciamo da una parte e cominciamo a occuparci con serietà di problemi che effettivamente vanno affrontati. Peccato perché avevi iniziato bene dicendo mi metto al posto del cittadino, no? Vada a chiedere ai cittadini se gli dà più fastidio che entra un rumeno de notte e che sbrega a mezza casa, o i zingari che porta via tutto, o se gli dà più fastidio la corruzione del Mose al cittadino comune. L'argomento è sempre lo stesso, lasciamo fare ai carabinieri il loro lavoro. Io parlo da amministratore, evidentemente lei l'amministratore non l'ha mai fatto, ma da amministratore locale io mi rendo conto quali sono le cose che danno fastidio alla gente, perché, mi scusi, sono 10 anni che ci fanno 2 balle così nei tavoli per la sicurezza provinciali, dove è il prefetto, questore, dove ci hanno spiegato per 10 anni che in realtà in Veneto era la percezione dell'insicurezza quella che dava, no, la cifra, non l'insicurezza reale, era la percezione, come se i veneti fosse un popolo dei rimbambiti paurosi che si facevano prendere un po' dal panico. Dopodiché all'apertura dell'anno giudiziario, e qua Morosin sicuramente è più esperto di me, vengono dati dei dati e finalmente ci dicono con estrema verità che sono decuplicati i reati, quelli che danno fastidio ai nostri cittadini. Perché quando ti arriva un Lazzarone in casa alle 4 di notte e massacra un anziano di 90 anni, è finita la sicurezza in quel quartiere? È finita? Allora ripeto perché non è stato capito il discorso. Velocissimo perché voglio dare la parola anche a loro. Vengono le brutte battute. Lo ripeto solo, se dobbiamo guardare... Mentre anche Orsoni però, sta Chisso Galà, Orsoni. Certo, Chisso Galà, Orsoni. Sono reati, Chisso Galà, sono reati diversi. Uno è... Ecco perché l'Italia si è corrotta fino al midollo. Non possiamo fare questa distinzione. Perché facciamo il distinguo? Dopo parliamo anche del bilancio. Perché facciamo il bilancio regionale dove... Ma non possiamo fare queste distinzioni. Sì, va pure in politica, va pure in politica. Un ladro è un ladro, un ladro è un ladro. Esatto. Un ladro è un ladro, no? Che se manco ladro più ladro... Se il fastidio è di 100 contro 1 miliardo, allora io dico... Concentriamo la nostra attenzione sul miliardo perché esce da tutte le tasche di tutti noi, sul 100 lasciamo fare ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia perché sanno fare benissimo il loro lavoro, lo sanno fare davvero bene. Nelle opere pubbliche si deve farlo, scusa. Prego? Perché nelle opere pubbliche il lavoro chi lo deve fare? Nelle opere pubbliche... Peccato che nel Mose era anche la magistratura dentro, e anche i servizi segreti. Prego. Cosa ne pensa? E spieghi anche il suo sottopancia, che cosa che dopo ce l'ha spiegato prima. Sì, io vorrei intanto iniziare con una piccola battuta in realtà, no? Visto che il tema di questa sera è indipendenti, ma come risolviamo i problemi. In realtà voglio rigirare anche la domanda, ovviamente, e dire uniti, come risolviamo i problemi? Perché in realtà purtroppo i problemi eventualmente sono lì anche nel momento in cui abbiamo una gestione unitaria. È ovvio che c'è un problema di gestione delle risorse, ovviamente, che vengono raccolte tramite la tassazione, insomma, all'interno del nostro territorio. Io sono un abitante di Venezia, d'accordo, e vivo la realtà veneziana di tutti i giorni, sostanzialmente. I cittadini veneziani hanno un residuo fiscale ovviamente di circa 3.700 euro all'anno pro capite, insomma, pro capite. E la città non ovviamente non ha risorse, insomma, da destinare, tant'è vero che è stata commissariata perché ha un buco di bilancio decisamente notevole, insomma. Noi dalla nostra parte ovviamente siamo un movimento di sinistra che
ha scavallato il tema dell'autonomismo e dell'indipendentismo e si dichiara ovviamente indipendentista. Quindi voi siete di sinistra indipendentisti. Esattamente. Quindi anche qualcosa perché... di più particolare. Sanca in Veneto l'anomalia... Sì, no, volevo che lo spiegasse perché magari chi ci segue da l'anomalia è tutta italiana, nel senso che la maggior parte in realtà dei movimenti indipendentisti o fortemente autonomisti comunque sono di matrice di sinistra a livello mondiale, a livello europeo. Mi viene da citare ovviamente gli esempi più vicini a noi, che sono quello basco, quello catalano, quello scozzese. Fa benissimo a dire questa cosa qua, perché effettivamente risponde a delle domande, delle perplessità di alcuni telespettatori. In realtà la destra, se mi posso permettere, tenderebbe ad essere ovviamente più conservatrice, mentre ovviamente la sinistra tenderebbe ad essere più progressista, questo ovviamente facendo un volo molto molto ampio ovviamente. Però voi vi ritrovate nei discorsi che sono stati fatti di indipendentismo, più che non di autonomia? In realtà, secondo il nostro modo di vedere, al di là del fatto che si parli di indipendenza o di autonomia, posto che nella realtà in cui viviamo oggi, chiunque si dica veramente autonomista non può che far altro che arrendersi al fatto che non c'è un sistema per chiedere l'autonomia allo Stato italiano in questo momento, perché lo Stato italiano è uno Stato molto accentratore. Di conseguenza chiunque si dica effettivamente autonomista deve arrendersi sostanzialmente al fatto che l'unica soluzione in questo momento eventualmente può essere l'indipendenza, perché l'indipendenza è un movimento ovviamente che nasce sul luogo, viene deciso nel luogo e viene ovviamente messo in atto nel luogo in cui nasce sostanzialmente. Quindi secondo voi per questa via si potrebbe agire poi tutto il discorso della tassazione, rimuovere a livello locale? In realtà è molto più semplice ovviamente gestire un paese di dimensioni ridotte. Mi verrebbe anche da dire che ovviamente lo Stato italiano da quando è stato creato ovviamente è un continuo susseguirsi ovviamente di problemi che non vengono mai affrontati e mai risolti fino in fondo, proprio perché è la sua natura, la natura di mettere assieme delle realtà che sono fondamentalmente diverse, perché fino a 150 anni fa insomma esistevano diverse nazioni, quelle che vengono adesso regionalizzate, anche se ovviamente le regioni spesso e volentieri non rappresentano quelle che possono essere le nazionalità storiche. Dopo vi do la parola, faccio il giro con Busetto, mi riprendo un attimo quanto diceva... Sì, volevo anche puntualizzare prima, passatemi il termine, il teatrino sugli extracomunitari che rubano le case. Sono problemi che esistono nel territorio, che conosciamo, che tutti conoscono, ma il problema vero sfugge, che è quello della certezza della pena, la certezza del diritto. Quello è il vero problema. Nessuno oramai... No, non è un po' dico teatrino perché ci si scontra anche su queste cose. Non è quello il problema, appunto è la certezza del diritto e la certezza della pena. Quanti anni sono che sentiamo ripetere dai politici di turno, di tutti gli schieramenti, che tutti quanti propongono la soluzione, hanno la panacea, riduciamo e miglioriamo il welfare, ne sentiamo sempre. In campagna elettorale è un continuo susseguirsi di ipotetiche soluzioni. Poi ci scontriamo con la realtà è quella che ha fatto vedere anche il servizio, di tassazioni che aumentano, pseudo taglia le tasse per poi farle aumentare agli enti locali, quindi l'Italia è fallita, non c'è una soluzione, non c'è una via d'uscita se non quella dell'indipendenza, che non deve essere vista come una cosa da demonizzare, ma anzi è una fonte di libertà, è una fonte, il principio di autodeterminazione viene paragonato dalle Nazioni Unite alla libertà, è una cosa talmente importante, per cui io credo che sia fondamentale che i telespettatori capiscano che il voto ad Indipendenza Veneta, per esempio, è un voto veramente di forte cambiamento, di rottura. Questo penso che sia chiarissimo. Ci occorre ritornare a un passaggio perché altrimenti non c'è chiarezza, perché so già le obiezioni di chi sta a casa, che cosa ce li pone. Per fare questo ulteriore passaggio andiamo in pubblicità, così siamo un po' più tranquilli, poi devo passare la parola a Marcato perché ci deve chiarire un passaggio indipendenza-autonomia che è stato fatto dal presidente attuale Luca Zaia.
che lei comunque è Lega Salvini, quindi precisiamo anche questo, assolutamente. Perché altrimenti, no, perché adesso lo dicevamo prima fuori onda. Che sono quella Lega, non le altre. Ma lo posso aiutare meglio, perché credo sia in difficoltà a spiegare la differenza tra autonomia e indipendenza. Siccome sono generoso con lui, lo posso surrogare e sostituirlo. Ma io no, un passaggio prima. Io mi inchino alla magnificenza. Se cede la parola va benissimo, pubblicità tra poco.